Eccoci qua cari amici, riprendiamo un po' così il camion Isadetta del bravissimo Matteo. Come vedete si muove, questo è un po' il Marvin Tour. Eccolo qua, ve l'ho fatto vedere così. Vai Matteo, che così, Matteo 13 anni, guardate qua, sposta il camion, lo Stralis di papà. Ecco qua, 13 anni ragazzi, questo è un baby fenomeno. È vero che un po' tutti i figli dei camionisti nei cortili già iniziano, però insomma 13 anni. Guardate qua, bravissimo Matteo qua. Ecco qua, e vediamo l'Isadetta che si muove. Guardate qua che spettacolo per gli appassionati vecchi camion. Isadetta, bellissimo, Lancia Isadetta, 3 assi Perlini, 401. Eccolo qua, nella sua bellezza. Saluto un po' tutti gli appassionati di vecchi camion. Saluto tutti i lancisti, saluto Giorgio Ghezzi. Eccolo qua, l'Isadetta come vedete si muove. Digli però che non, ecco qua. E niente, dai Matteo, dai te adesso qua la diretta, spiega. La diretta è che questi camion qua non erano deboli come dicevano tutti quelli che usavano qui. Questi camion qua erano forti, però avevano un problema, che avevano una produzione cara e il cambio aveva la seconda leva, che però era azionata da un bottoncino d'aria e quindi dava un po' di problemi per quello, e aveva il differenziale un po' fragile, ma il peso andava bene. Vieni mo che andiamo a vedere il papà qua che fa le manovre. Il motore è anche silenzioso, vero? Spettacolo ragazzi, questo è un po' il giocattolino di Matteo, è appassionato di vecchi camion. Saluto Mattia di Avezzano, anche lui lo ricordiamo. Ecco qua, Te Matteo sei capace di spostarlo un po' l'Isadetta? Provi? Guardate qua, proviamo a vedere Matteo se la fa. Vetri elettrici funzionanti. Ma il camion silenzioso, ha un bel motore. Lo metto là. No, voleva, Matteo ha detto che prova? Vuoi Vai. fare il giro? Ecco qua, guardate qua Matteo su 13 anni, sull'Isadetta, Fammelo qua, Matteo qua. Così diamo onore qua a Matteo. Spettacolo. Retromarcia in là e indietro. Ma piano, anche la maniera si rompe. Guardate qua che spettacolo, dedico al circolo italiano camion storici. Lo dedichiamo un po' così a Johnny. Lo dedichiamo alla famiglia Grisa, che ieri appunto ho avuto il modo di vedere anche Matteo all'opera. Ecco qua, spettacolo ragazzi, poche parole,
molto bello valorizzare questi giovani appunto appassionati di vecchi camion, ma di testimonianza. Grande Matteo! Per me è stato veramente un onore, un piacere, un orgoglio avere conosciuto veramente questo, io lo chiamo baby fenomeno, insomma, non ci sono tantissimi giovani appassionati di vecchi camion e appunto mi piace appunto valorizzare queste giovani che sono veramente loro il futuro, ecco, della testimonianza, della passione. Eccoli, Matteo, insomma, guardate qua che spettacolo. Ringrazio anche la mamma di Matteo che ha voluto che mi fermassi qua questa notte a dormire da loro, proprio per vedere Elisabetta muoversi. Vai Matteo la grande! Ecco qua, Ecco qua Bruno che guarda soddisfatto il figlio. Allora sei contento che insomma hai contentato, perché Bruno più che altro ha contentato la passione di Matteo, vero? Sì. Quello è il ricordo del papà. È stato Matteo a fare le mie prime guide le ho fatte lui. È stato Matteo abbiamo ritrovato un vecchio amore. A motivare di prendere questo camion. Ecco qua. Dai, va benissimo, così dopo salgo in cabina con Matteo. Spettacolo ragazzi. Il gasolio ne hai abbastanza? Allora dai. Poi prima di fermarlo Aspetta un attimo, Matteo, che adesso vengo su così ti vedo in manovra. Ragazzi, con questo intanto vi saluto. Partiamo con la terza parte, dall'Isadetta qua, il bravissimo Matteo. Spettacolo. Ciao a tutti i belli appassionati, saluto Marco da Napoli, Giorgio Ghetti, Alessandro da Milano, gli amici dell'Abruzzo, di Grisa, Donne, come abbiamo già detto, spettacolo, tutti quanti che hanno contribuito al Marvin Tour, Manuel da Torino, con Nicola, eccetera eccetera, e tutti gli appassionati. Ora salgo in cabina con Matteo. Ciao a tutti!